Detto in apertura, allora entriamo nel vivo di questa puntata. Iniziamo dando il benvenuto ai nostri ospiti: Simone Cavagnino, direttore responsabile di Unica Radio, Andrea Sidi, direttore artistico, e Carlo Paler, station manager e membro del direttivo Raduni. Buongiorno. Poi magari appunto spiegheremo anche che cos'è Raduni. Prima un passo indietro, prima parto con Simone. Il Festival delle Radio Universitarie quest'anno si è tenuto proprio a Cagliari, quindi siete stati un po' i padroni di casa di questa edizione. Com'è andata? È andata molto bene, 12ª edizione per il FRU, quindi le 12 candeline sono arrivate proprio qui a Cagliari, 33 radio universitarie italiane. Circa 300 studenti da tutta Italia hanno potuto conoscere la nostra città, l'hanno potuta vivere sotto diversi punti di vista. Sono state tante le occasioni che hanno permesso agli studenti di appunto crescere, condividere, sono nate tante amicizie e soprattutto hanno scoperto la nostra città, che è piaciuta veramente tantissimo. Che poi è un po' anche il vostro motto dagli albori, quello di conoscere la città in cui lavorate, no? Unica Radio ha questo slogan. Noi raccontiamo la città che cambia, sì, ci impegniamo appunto proprio per questo. Abbiamo fatto in modo di permettere a tanti studenti di conoscere questa città che sta cambiando. Siamo all'interno dell'Università di Cagliari, siamo una realtà che nasce appunto in seno all'università, è la radio degli studenti, il media degli studenti universitari di Cagliari. Abbiamo due sedi, alla ex clinica Aresu, la facoltà di Lingua e Comunicazione, e al Magistero. Proprio questi sono dei luoghi all'interno dei quali ospitiamo tanti studenti che attraverso i tirocini possono crescere e approfondire. Possono crescere e anche innamorarsi di questo mezzo che, dicevamo, continua ad avere sempre grande fascino comunque per tutti, ascoltatori e operatori. Andrea, dicevamo, tanti protagonisti in questo festival, questa 12ª edizione del Festival delle Radio Universitarie, tra loro anche Salmo con la sua Salmo Academy. Com'è andata e quali sono stati anche gli altri protagonisti di questi giorni? Sì, abbiamo iniziato col botto perché comunque Salmo ha un richiamo molto importante per i giovani, quindi portarlo all'interno dell'università è stato importante per noi. Lui ha presentato la Salmo Academy, sta cercando dei talenti che possano lavorare con lui a una traccia originale. Ed è stata una bella giornata perché appunto si è potuto discutere di videomaking e di come si fa un videoclip insieme a dei collaboratori che sono i ragazzi di UNAZ Production. Una bella giornata insomma per iniziare. Ecco, noi intanto stiamo vedendo alcune immagini del concerto che c'è stato poi la sera, quindi sì, insomma anche lì grande successo. La sera siamo stati al Lazzaretto, è stato veramente bellissimo poter poi vedere il live di Salmo che come sempre riesce ad animare la folla. Certo. Carlo Paler, quanto sono importanti per chi come voi appunto vive questa realtà i momenti di incontro con le altre realtà universitarie e radiofoniche italiane, non solo universitarie, perché tra i protagonisti c'erano anche dei DJ o comunque operatori di radio importanti, alcuni tra l'altro partiti da radio universitarie, quindi è curioso. Questo confronto, questo guardare a cosa fa anche il resto dell'Italia, quanto è importante? Beh, diciamo che quando si vuole conoscere le radio universitarie bisogna anche incontrarsi, nel senso che l'incontro è fondamentale quando si vuole in qualche modo mettere a punto anche nuovi progetti. Proprio da Cagliari, in questa occasione a Cagliari, nasce un progetto nuovo per le radio universitarie. Sto parlando appunto di Cine e Raduni, ovvero un progetto dedicato al cinema. In ogni incontro facciamo nascere qualcosa di nuovo ed ecco il motivo perché è fondamentale creare momenti di occasione sul territorio, sulle varie università, capire come queste lavorano, capire anche quali possono essere gli obiettivi da portare avanti durante tutto un percorso radiofonico. Ragion per cui i momenti di incontro sono fondamentali e necessari, anche perché la radio si sente ed è difficile poi vedersi. Ecco, la radio si sente, è difficile vedersi, tuttavia anche Cine Raduni tutto sommato lo spiega. La radio di oggi è una radio che è un po' diversa da quella che forse qualche nostro telespettatore un po' più avanti con l'età ricorda, perché la radio di oggi, Simone, ci offre molto di più
di una semplice voce diffusa in FM, quindi molto di più da un punto di vista di fruizione, perché oggi le barriere non ci sono più, chiaramente, ma anche da un punto di vista di prodotto stesso. Il video, per esempio, non è più un qualcosa che non c'entra nulla con la radio, così. Sì, gli ingredienti sono veramente tantissimi. Noi, per esempio, se non ci fosse internet non potremmo esistere. Siamo una web radio, un mondo sterminato di fronte al quale anche noi ci poniamo assolutamente da studenti, perché bisogna essere sempre studenti sotto questo punto di vista. Anche perché l'evoluzione tecnologica è tale che appena ci si porta al passo si è già indietro il giorno dopo, insomma, quindi bisogna sempre aggiornarsi. Assolutamente, e proprio il web ci permette di lavorare sotto diversi punti di vista. Mi piace citare Gianluca Nicoletti, che è un giornalista di Radio 24, che durante una delle sue puntate di Melog, il programma che tiene tutte le mattine, dice: la radio è morta. Sì, però è risorta ed è riuscita a risorgere proprio grazie alle nuove possibilità offerte dal mondo di internet, grazie a tutte le evoluzioni anche legate ai social media che si sposano perfettamente proprio con il mondo della radio, la radio che non è più appunto legata solo alla messa in onda, ma è possibile appunto goderne anche attraverso i podcast, che sono l'elemento centrale. Certo, voi siete radio universitaria, quindi legata all'Università di Cagliari. Andrea, gli studenti che passano da voi per un tirocinio, per dei crediti, subiscono ancora il fascino di questo mezzo? C'è qualcuno che poi sogna magari di trasformarlo in un lavoro? Succede, è come se succede, tant'è che il FRU permette anche di potersi giocare questa carta attraverso lo Speaker Challenge, in cui appunto viene selezionata quella che sarà la voce universitaria migliore dell'anno. Voglio fare i complimenti a Giulia Gucciardi di F2 Radio Lab di Napoli, lei ha vinto quest'anno e sì, è successo, tant'è che alcuni dei nostri ospiti sono passati per le radio universitarie, adesso sono approdate nei network. Penso a Federico Riesi e Elisabetta Sacchi, che adesso sono nella squadra di M2O. Quindi Carlo, non possiamo illudere nessuno, è un settore comunque in difficoltà come tanti altri settori nel mondo dei media, però ce la si può fare per chi è appassionato, chi ha voglia. Anche la radio potrebbe essere un vettore per costruirsi il futuro. Assolutamente sì, perché la radio di base non è solo lo speaker. Dietro la radio ci sono contenuti, ci sono redattori, ci sono progetti che riguardano i contenuti video, quindi ci sono anche capacità che vanno oltre solo alla capacità di poter parlare. La radio oggi è un modello per poter imparare, potersi confrontare e permettere di crescere. E noi lo facciamo già all'interno dell'università. I ragazzi spieghiamo l'editing, spieghiamo ad esempio la parte video, quindi come anche creare tutta un la parte contenuto. tecnologica, e chissà che appunto sì. poi non possa rivelarsi, oltre a un'esperienza straordinaria, anche utile per il futuro. Grazie, in bocca al lupo a Unica Radio per il proseguo di questa avventura, ma noi restiamo in qualche modo in tema, perché Se Salmo è stato tra i protagonisti della prima giornata del Festival delle Radio Universitarie, non è l'unico rapper che dall'isola ha conquistato una importante fetta di pubblico. Tra i più giovani certamente Sensei, 23 anni, di Sina, il rapper più veloce nei brani dei quali è anche autore. Lo abbiamo